Quarta corsa del convegno, il premio Club Toscana Gentleman. È una corsa ovviamente sempre riservata ai gentleman, come tutte le corse di questa giornata, e sono cavalli di categoria G che si affronteranno sul miglio con partenza dietro l'autostart. Andiamo a leggere il campo dei partenti. Abbiamo con il numero 1 Ecce Bombo Jet Matteo Zaccherini, con il numero 2 Barney Lenny con Giovanni Ghirardini, col 3 Cleo Fecol Giuseppe Colantonio. Con il numero 4 Marco Castaldo interpreta Today Winner Font, con il numero 5 Francisco Benal con Marcello Becci, con il numero 6 Aldoc ADR con Enrico Colombino. Sono nella seconda fila il numero 7 Ferdinand con Matteo Angelone, 8 Axel Nib, Carlo Bonfiglioli, 9 Emily Grad, Samuele Querci, 10 Carpe DM Cole con Giuseppe Leazza e col numero 11 Esotica Sì e Ilaria Vecchi. I cavalli sono già tutti allineati nelle due file previste, sta rientrando solamente il numero 7 Ferdinand che parte alla corda nella seconda linea di partenza e quindi si dà fuoco alle polveri quando stiamo per entrare all'inizio della retta delle tribune in cui la macchina accelera e lascia i concorrenti per la partenza. Velocissimi il numero 6, il numero 4 e il numero 3, quindi Aldoc DR, Today Winner, Numero Forte 2 Cleo Barney Fecol. Lenny Davanti a tutti squalificato. sembra riuscire a prendere la prima posizione il cavallo numero 4 di Today Winner Font, che viene subito però attaccato da Aldoc DR. Primi 200 metri in 14,5 piuttosto svelti. Aldoc DR è già in una posizione, se vogliamo, molto comoda per un cavallo che ha dei mezzi assolutamente importanti e da molto tempo assente dalle scene, quindi deve ritrovarsi. Aldoc DR in prima posizione 400 metri in 29,5. Le posizioni adesso si delineano con Aldoc DR appunto che comanda e crea al suo esterno una colonna di cavalli che provano ovviamente a insidiarlo per quello che riguarda il suo procedimento nella corsa. Abbiamo 45,1 per i 600 metri, si sta riprendendo in mano. Enrico Colombino ovviamente non ha nessun tipo di vantaggio dopo lo strappo iniziale ad accelerare. Abbiamo al suo esterno Carpe DM Call che copre completamente Today Winner Font, poi abbiamo Ecce Bombo Jet, cavallo atteso e molto appoggiato al gioco, e Cleo Fecol che fa la pariglia appunto con Ecce Bombo Jet. Stiamo per andare verso il chilometro con un 39 degli ultimi 400 metri passati. Enrico Colombino si guarda a destra e passiamo il chilometro in 1,15,9. Ovviamente Enrico Colombino guarda le mosse di Ecce Bombo Jet che ora parte in terza ruota e sta per scavalcare Carpe DM Call che fa fatica a tenere il ritmo indiavolato imposto al momento da Aldoc DR. Ultimi 400 metri di corsa, 34 gli ultimi 400 metri. Ecce Bombo Jet mette pressione a Aldoc DR che è in testa fin dall'inizio. Aldoc DR prova a respingere quelle che sono le pressioni esterne di Ecce Bombo Jet. Chiudiamo la curva in 15,2, siete in retta d'arrivo, ci sono due duellanti ma ne arriva un terzo perché all'interno prova a inserirsi Cleo Fecol prova a insidiare all'interno Aldoc DR che prova a resistere. Aldoc DR e Cleo Fecol sono vicinissimi sul palo e sarà assolutamente da andare a vedere con la slow motion quella che potrebbe essere un possibile arrivo, perché l'arrivo è davvero stretto. All'esterno c'era Ecce Bombo Jet, all'interno è arrivato Cleo Fecol che ha sfruttato l'andamento di gara, le bordate finali dei due contendenti, prova a distendersi Colombino, è davvero molto stretta. Cleo Fecol e il numero 6 Aldoc DR. Al terzo posto abbiamo Matteo Zaccherini con il numero 1 di Ecce Bombo Jet, poi abbiamo Emily Grad che chiude al quarto posto. Quindi lavoro per la giuria per definire questa fotografia piuttosto stretta tra il numero 6 Cleo Fecol e il numero 6 Aldoc DR.